Kane is in the building. Prima della pausa pasquale è arrivata una sconfitta inaspettata contro Peschiera e la serie positiva di 7 vittorie di fila si è interrotta bruscamente proprio contro le giovanissime ragazze della provincia di Verona. Adesso c'è area di big match, obiettivo è riscattarsi e provare ad assicurarsi un posto playoff. Amiche e amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano per la 21esima giornata del campionato di Serie B1 Girone B, che vede a confronto la Rotoplas Volano Volley contro il Vicenza Volley. Allora, come detto, area di big match, perché giustamente le due squadre sono appaiate a pari punti al terzo posto e sono entrambe a 3 punti da Ostiano, che è al secondo posto. Ovviamente entrambe hanno perso punti in classifica nell'ultima giornata e ovviamente per entrambe l'obiettivo è portare a vincere per cercare di allungare in classifica su ambo le due le squadre. Allora, saluto i miei compagni di viaggio, Andrea Zeni, il nostro mago delle statistiche, Fabrizio Saba che torna operativo in cabina di regia, saluto anche ad Alan Berloffa che cura la diretta streaming, che oggi è giù in campo a curare la parte, a curare ovviamente il tabellino segnapunti. Allora io direi che tra poco io devo andare a presentare lo starting six, presentare il match al tutto il pubblico dell'Arena Biancorossa e ci rivediamo tra poco per l'inizio della partita.
Il Volano Volley e il Comune di Volano, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, auspica che tale ricorrenza sia ricordata ogni giorno dell'anno e non solo nella data specifica. Il nostro motto è schiacciamo la violenza. Il nostro capitano Jessica Devan consegna al capitano del Vicenza Volley Natascia Spinello una maglietta dedicata. Grazie. Signore e signori, buonasera a tutti e benvenuti all'Arena Biancorossa, sempre la casa del Volano Volley. Incontro di è la 20ª giornata del campionato di Serie 1 girone B, che viene a confronto la Rosa Volano Volley e il Vicenza Volley. Abitano l'incontro il primo arbitro, la signora Tecla di Gaetano di Varese. Il secondo arbitro, il signor Lorenzo Coppolo di Tokyo. Provato lo Stato Italia. Vicenza Volley, in campo con il numero 3 Chiara Bonissena, con il numero 4 Chiara Costagli, con il numero 7 Luisa Silvia Otomo, con il numero 11 la capitana Natascia Spinello, con il numero 14 Silvia Piconzelli, con il numero 15 Marina Pedolaro, numero 13 Silvia Formaggio, allenatore la signora Valeria Cavalaro, il vice allenatore di Antonio Taccomari. E adesso il premio a tutti, di alto istruzione, applausi dei tutti, Sandra Volley! Il numero, la capitale numero 30, con il numero 8, con il numero 9, con il numero 12, Francesca Agazza, con il numero 13, Carlotta Pedricello, con il numero 14, Laura Ottoli, libero, numero 15, Maria Giudice, la Maria Biancorossa con il suo portiere Luca Palladini, Andrea Pino Botte, Romano Applicati, l'assistente coach Andrea Deni, il regista Fabrizio Sava, lo speaker ufficiale dell'area biancorossa Paolo Civiti, segnatura digitale Anna Rossa. Tutto questo è il mondo Volano Volley 2023-2024. A tutti noi da un buon divertimento! Perfetto, proprio al momento del fischio riapriamo il microfono dopo la presentazione. Servizio di Lalla Bortoli che fa cominciare la partita. Palleggio di Spinello all'attacco, è out di Chiara Costagli. Primo punto è a favore di Volano Volley, 1-0 dopo la prima azione di gioco. Ancora Lalla Bortoli alla battuta per il Volano Volley. Servito battuto, riceve proprio Costagli, palleggio di Spinello nella zona di Gonzelli che viene murata, poi
mette una pezza formaggio, però c'è una possibilità per la Rotoblast che prova con Magassa ma viene respinto il suo attacco da Spinello. Palleggio tentato e vincente di Chiara Costagli che vale l'1 pari. Quindi primo punto della partita anche per il Vicenza Volley. Al servizio Chiara Costagli per Vicenza. Ovviamente area di big match e la Rena biancorossa possiamo definirla quasi full out dopo i primi punti di gioco. Carli, salvataggio di Boninsegna che evita guai peggiori. Attacca Galbero con un intocco che non c'è. Quindi secondo punto a favore di Vicenza che si porta momentaneamente in vantaggio dopo 3 azioni di gioco nel corso del primo set. E ancora Costagli al servizio. Pronto il servizio di Costagli su Galbero. Il suo servizio parla per Bortoli. Galbero attacca, viene murata, c'è però la difesa di Giudice che evita il punto. Carli attacca, buona la difesa di spalla di Spinello. E poi Boninsegna riesce a prendersi il money out e prendersi il punto numero 3 per Vicenza. Allora Costagli, la novità della formazione, visto che non sono riuscito a dirvi le formazioni, ovviamente che la Rotoblast non è effettuato nessuna sorpresa di formazione, perché era tornato a schierare un forsetto tipo con Carli nel ruolo di opposto, Lalla Bortoli nel ruolo di palleggio, il libero Giudice probabilmente in alternanza ovviamente con Elena Pierobon che piano piano sta ritornando in forma. Fallout, il servizio di Boninsegna, se non ho visto bene, se non ricordo male, o di Costagli, anzi scusate, di Costagli. 2-4 e mentre dal lato Vicenza la novità è che non gioca Valeria Baucia che nelle ultime giornate aveva giocato lei, ma ha giocato, torna nel suo ruolo la capitana Spinello. Attenzione, palleggio sbagliato di Spinello che ha messo in difficoltà proprio Boninsegna che non è riuscito ad attaccare pallonetto ma difeso da Spinello. E poi attacca Boninsegna che firma il quinto punto. No scusate, errore, era palla out. Non so perché ho detto che è il quinto punto di Vicenza, però sono proprio... No, è che qua c'è la ringhiera, non vedo lo stesso bene. C'è il servizio di Galbero che ha servito su Costagli. L'attacco di Lidia Di Gonzelli che firma il quinto punto. Lidia Di Gonzelli che è la giocatrice più giovane, anzi scusate, la più giovane è Sofia Andreatta che è nel ruolo di libero, però sicuramente tra le titolari è la più giovane, uno dei punti di riferimento della formazione in vista già anche l'anno scorso tra le file della 2 con Ivan Iotti che adesso è allenatore del volley club, del Val Chiavenna. Sicuramente una gran promessa, io che l'ho vista giocare lo posso confermare. Allora, quarto punto firmato da Carli. Jessica De Val, la nostra capitana al servizio. Abbiamo il servizio di Jessica che batte, riceve ma la palla è lunga e Benny, Benedetta Campagnolo prende il punto che vale la parità. Quindi parità, 5 pari. Dal servizio ancora De Val. Un attimo in difficoltà Spinello, pallonetto tentato da Okomo. Va, attacca Carli, c'è l'invasione che porta in vantaggio la Rotoblast. Punto numero 6 allora. Jessica De Val al servizio. Va tutto il servizio.
Bel servizio però Formaggio evita guai. Magazza, Carli che attacca, ancora Formaggio, Spinello e attacco vincente di Chiara Boninsegna con dal muro bianco-rosso. 6 pari allora. E attenzione, e chiedono la capitana e credo Lalla pensava che fosse, Lalla credeva che fosse un richiamo, ma in realtà era solo per chiedere la conferma di chi fosse il capitano, che ovviamente è Bortoli. Allora, Lidia Di Gonzelli, ora al servizio. Battuto. E arriva l'Ace. L'avevo detto che è una giocatrice da non sottovalutare, Lidia Di Gonzelli. Infatti, prima opportunità singolarmente, l'ha sfruttata a pieno con un bel Ace, che ha colta impreparato un attimo Giudice. Ancora Di Gonzelli. Battuto. Questa volta è out. Settimo punto per la Rotblast, quindi la classica cosa che io prima dico si avviene subito dopo che faccio gli elogi. Tipico dei telecronisti. Carlotta, servizio in rete. Ottavo punto per Vicenza. Chiara Boninsegna al servizio. Pronta Boninsegna con l'ausilio del net. Riprende lo nono punto. Quindi un ace anche un po' fortunato, però ovviamente ci sta. Anche noi abbiamo fatto qualche ace in questa maniera, quindi è il bello del volley questo. Ancora Boninsegna. Stavolta è out il servizio. Quindi ottavo punto per la Rotblast. 8-9 il parziale set della prima frazione. Battuto. Prova l'attacco Como ed è vincente l'attacco di Okomo col money out di Emma Galbero. Allora, punto numero 10 per Vicenza. Melissa Silvia, Andego Como. Batte Galbero. Bortoli, lato Petruzziello che viene murata. Lala Bortoli. Stavolta Galbero attacca ed è vincente, non ci arriva. Anticipa Di Gonzelli la difesa di scusate che non vedo bene il numero di Chiara Boninsegna che infatti Di Gonzelli si è scusata subito per l'anticipo. 9-10. Tutto Boninsegna, Spinello, attacco vincente di Costagli, che vale punto numero 11 per la formazione di Vicenza. Ricordiamo che le due formazioni sono a pari merito in classifica, quota 37. A 3 punti di distacco c'è ovviamente Ostiano, che insieme a noi a Vicenza sta lottando proprio per un post playoff. Jessica De Valle 10-11. Dicevo, con le squadre che stanno lottando con noi per i playoff. Lalla Bortoli del servizio, completato il primo giro. Servizio su Formaggio. Spinello. Tentativo di Pegoraro che però viene murato. Attacca Di Gonzelli in pallonetto. La difesa di Lalla Bortoli. Galbero subito dall'altra parte. Formaggio. Murata con Stagli però. Di Gonzelli. Passa l'attacco di Gonzelli. Non può arrivarci la formazione biancorossa. 12-10. Quindi al momento regnano 2 punti. Allora Chiara Costagli al servizio. 10-12 punteggio a favore di Vicenza nel corso del primo set. Serve
su Galbero. Bortoli al centro, Magazza attacca, c'è la difesa di Spinello, poi Di Gonzelli attacca a sfiorare il tetto di pochissimo. Carli Murata, Bortoli, Galbero, formaggio, mamma mia che miracolo di Vicenza. Ancora Galbero, ma Galbero si prende l'11° punto dopo una lunga azione. Allora ma sia Carli che Magazza giocano senza le ginocchiere, Come mai Carli e Franci giocano senza ginocchiere? Di Gonzelli in palla out, 12 pari. Perché però anche Carli non avrei mai detto. Si vede che sono troppo concentrato sulla palla più che i dettagli. Attenzione, formaggio di Gonzelli, pallonetto. Carli, Bortoli, attacca Magazza, formaggio con l'ausilio del muro. Spinello, e poi Boninsegna in mezzo al muro. De Val, Petrucciello passa l'attacco. 13-12 il punteggio. Si accende il cuore a Vicenza. Del pubblico bianco-rosso resta un attimo in silenzio. Servizio con lo svio del net di Pegoraro. Carli attacca ma c'è la difesa di Natascia Spinello. Di Gonzelli in free ball. Galbero, Bortoli, De Val. Non ha la difesa ancora di Costagli. Attacca Di Gonzelli, Murata, ma però Giudice ci mette una pezza per evitare il punto. Attacca Magazza, ma ancora viene respinto il suo attacco. Tecnica, non ci arriva la Rotoblat. 14° punto a favore di Vicenza. Adesso è giusto. Allora il servizio ancora Martina Pegoraro che batte. È out. No, è ace. Palla in campo. Quindi la Rotoblat chiama il time out adesso. Andiamo con gli sponsor. Di Vicenza dopo aver giocato quasi metà della prima frazione di gioco. Martina Pegoraro al servizio. Autrice poco fa dell'ace. Battuto adesso. Serve su Magazza. Lalla Bortoli. Magazza attacca. Francesca Magazza entra nel taccuino. 13-15. Jessica De Val al servizio. Ancora capitano al servizio. Ha servito su Costagli. Spinelli in bagger. Attacca Boninsegna. 16-13 con un leggero spavento perché è andata giù veramente come un sacco di patate, però per fortuna di Vicenza non è successo nulla, quindi si è rialzata immediatamente, quindi però un piccolo spavento ma l'ha fatto venire. Lidia Di Gonzelli al servizio per Vicenza nel retto il suo servizio. 14-16. C'è un cambio, entra Chiara Sesenna per Carlotta Petrucciello. Chiara Sesenna al servizio. Con lo tiro
giù del net, riceve Formaggio. Attacca Ocomo, scusate. Spinello. Boninsegna, pallonetto, però c'è la free ball. Ancora Boninsegna. Ragazza ha evitato il peggio. Al centro Calvero. L'oddio del muro ha difeso Costagli. Di Gonzelli. Punto di Di Gonzelli. 17-14. E Chiara Boninsegna al servizio. Allora, Boninsegna. Battuto. Oddio del net, ha ricevuto Calvero. Bortoli. Oh, miracoloso questo salvataggio un'altra volta. Bortoli. Oh, Campagnolo. Quindicesimo punto per Volano. Ha fatto punto Benedetta Campagnolo. Francesca Magatta al servizio. Servizio. L'oddio del net, ha ricevuto Formaggio. Attacca Costagli. 18esimo punto per 18esimo punto, dicevo, per Vicenza. Andego Como al servizio. Pronta la battuta. Servito. Vedete, brutto servizio di Ocomo che regala il 16esimo punto alla Rotoplas. Quindi 16-18 nel corso del primo set. Pronta al servizio Benedetta Campagnolo per la Rotoplas. Battuto, ricevuto Boninsegna. Spinello attacca Di Gonzelli, ma c'è la difesa anche con lo zio del muro di Campagnolo. Lalla Bortoli attacca Calvero, Murata, non ci arriva Bortoli. Muro di Spinello. 19esimo punto per la formazione allenata da Mariella Cavallaro. C'è un cambio, entra Eugenia Ottino ed esce Emma Calvero. Arbitrano l'incontro, visto che non ve l'ho detto prima perché ovviamente li ho annunciati durante la presentazione. Arbitrano l'incontro la signora Tecla Di Gaetano di Varese e Lorenzo Foppoli di Sondrio. Questi sono gli arbitri della 21esima giornata. Il big match. Murato Ottino. Giudice in free ball. Formaggio. Spinello. De Val. Palazza. Difficoltà. De Val Mura, però la palla è nella metà campo. Ottino attacca. Formaggio. Forse era Murata, però Lalla Bortoli. Punto è arrivato, dai. 19-17. Era abbastanza palese che era caduta, ma non secondo i due arbitri. Però non importa perché il punto è arrivato, quindi restiamo tranquilli. 19-17. Allora, Laura Bortoli al servizio per Volano. Formaggio riceve Natascia Spinello. Attacca Costagli, ma viene Murata. Costagli dall'altra parte per Di Gonzelli. Invasione di Chiara Sesenna. Per il primo arbitro, invasione di Sesenna. 20-17 quindi. Allora, Chiara Costagli al servizio. Battuto. Riceve Ottino, il suo servizio, Lalla Bortoli. Attacca Ottino, ma c'è la difesa di Formaggio. Spinello di Gonzelli. C'è la difesa, che non ho visto di chi. Poi attacca Ottino. Difende Spinello. Vaga di Formaggio. Non ci arriva. Giudice. Non ci può arrivare. 21-17. Forse Luca chiamerà il suo secondo time out. Eccolo qua, sponsor.
Scusate. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. 21-17 a favore di Vicenza nel corso del primo set. Luca Parlatini ha già usato i suoi 2 timeout. Cavallaro non ne ha usato nessuno, quindi ovviamente, a meno di cataclismi improvvisi, comunque Cavallaro potrebbe fermare il gioco almeno 2 volte. Bortoli, e arriva il punto di Vicenza. 17-22 adesso. 22-17, Vicenza. Chiara Costagli. Chiara Costagli che ha fatto poco palette. Allora al servizio Costagli per per Vicenza. Ha ricevuto un tiro lato Cesenna, Murato, Cesenna. 23-17. Ora dobbiamo cercare di resettare la mente in vista del secondo set. Magassa riceve, attacca Cesenna, difende Formaggio. Ovviamente la risposta delle difese da parte di Vicenza è stata molto attiva in questo primo set. Murata Ottino, manca Muro. Bisogna ammettere che c'è stata una buona risposta di Vicenza. Infatti, e poi in attacco i palloni tipo l'insegna. 24esimo punto a favore di Vicenza, che adesso ha la palla set tra le mani. Allora ancora Costagli per Vicenza, che serve, battuto, riceve Ottino in difficoltà, poi il giudice. Cesenna in free ball, Spinello lato, Boni insegna, che chiude il set. 17-25, quindi 1-0 a favore di Vicenza, che inizierà il secondo set in vantaggio. Allora andiamo con gli sponsor e torniamo per il secondo set.
vediamo mercoledì. Secondo set all'arena biancorossa. Ma io cazzo, ma io lavoro. Mica che lavoro, non posso staccarmi alle 4. Oddio. E il servizio battuto, scusate, rientriamo in diretta. Galbero col mani out. 1-0. Oh mamma mia, scusa. Chiedo scusa, ma stavo un attimo discutendo sulla possibile trasferta che potevo fare. Allora, siamo 1-0 a favore della Rotoblast nel secondo set. Abbiamo appena iniziato. Lala Bortoli, servizio su Costagli. Boni insegna in free ball. Carli riceve la free ball. Attacca Galbero a sfiorare il tetto di Gonzelli. Palla lunga, Pecoraro non ci può arrivare. Formaggio al Finbagger per Costagli in pallonetto. Ha difeso Carli. Però Galbero non sfrutta l'occasione che Boni insegna non riesce a sfruttare. Lui dice attacca Carli. Palla dentro. Punto 2 per la Rotoblast. Allora, riepilogo punti. Allora, lato Rotoblast 1. I punti sono pochi, comunque ve lo dico. 1 Deval, 2 Galbero e Campagnolo, 1 per Magasta, Petruzielli e Bortoli. 8 punti di squadra, 9 su errore di Vicenza. E lato Costagli di Gonzelli passa l'attacco. Primo punto anche per Vicenza nel secondo set. 2-1. I punti del Vicenza: 7 per Boninsegna, 5 Costagli, 1 Adego Como, 5 di Gonzelli, 4 Pecoraro. 22 punti di squadra, solo 3 su errore della Rotoblast. E questo conferma la mia impressione che avevo durante il primo set, che è stato un dominio totale di Vicenza nel primo set almeno. C'è la free ball. Bortoli, Deval, Murata e di Gonzelli, Mura, 2 pari. Quindi 2 pari allora dopo il muro di Gonzelli. Pronta Vicenza con Costagli. Ace di Costagli. 3-2, vantaggio Vicenza. Passa la servizio, ma la palla è out. 3 pari. Davvero servizio. Tagli. Chiara Boninsegna, mani out. 4-3. Vicenza. Pronta al servizio Martina Pegoraro per Vicenza. Battuto. Magazza riceve la Bortoli. Magazza attacca. Si sono scontrate, però Andego non sfrutta l'occasione. Proviamoci con Carli, però palla un po' troppo lunga, troppo complicata. Costagli sfonda il muro di Deval, si prende il quinto punto. 5-3 il punteggio dopo 8 azioni. Carli prova l'attacco ma non passa. Bortoli attacca Galbero, la palla in campo. Quarto punto Rotoblast. Le trombe dell'Alan Berloppa Production tornano a suonare all'arena biancorossa. Deval al servizio. Battuto, Pedese in rete il suo servizio. 6-4.
Pronta al servizio Lidia Di Gonzelli per Vicenza. Va tutto in rete il servizio, 5-6. Carlotta Petruzziello al servizio. Riceve Formaggio, Spinello. Audue! Però c'è la difesa di Carli. Magari. Dietro! Cosa ha fatto Magazza? Mamma mia! Al servizio Carlotta Petruzziello, ma ladies and gentlemen, Francesca Magazza. Che cosa serve? Che cosa? Mamma, palla in 7-6. Lidia Di Gonzelli. È arrivata l'ora, caro Simone, è arrivata l'ora di alzare il tetto qua, perché è troppo basso veramente. Ogni azione qua è un tetto colpito. Allora, il servizio Boninsegna ha ricevuto Galbero, attacca Magazza, questa volta attacca normale. E Spinello. Bortoli, lato Petruzziello, difende Di Gonzelli, che però la palla va oltre la metà campo. Ritorna alla parità allora, 7 pari nel corso del secondo set. Francesca Magazza al servizio. Su Formaggio. Costagli, muro di Campagnolo. Set, ottavo punto Rotblat. Ragazza. Audeg ha difeso Magazza, però c'è la free ball e per poco non toccava il tetto. Boninsegna. Galbero, Bortoli e giudice, scusate. Galbero attacca, però c'è la difesa. Boninsegna. Spinello. Ma è il muro di Galbero. Muro di Galbero. 9-7 punteggio nel corso del secondo set. Ancora Franci. Ottavo punto quindi per Vicenza. Allora, al servizio la centrale Andego Como 9-8. Allora, per dovere di servizio riguardo alla prossima giornata dovete segnarvelo subito perché è importante. Il servizio ace di Audeg. Allora, la partita contro la Cortina Express in Moco, segnatevelo attentamente, non sarà sabato 13 alle ore 20:30, ma sarà mercoledì 17 alle ore 21 passando la di Piave. Servizio in rete di Audeng 10-8, quindi segnatevelo attentamente, mercoledì 17 ore 21 a Sandola di Piave, e sarà la 22esima giornata contro la Cortina Express in Moco. Servizio di Campagnolo, capito? Spinello, Costagli, punto vincente di Costagli, 10° punto. Costagli. A servizio del capitano, ragazzi, Spinello. Parità, 10 pari, secondo set all'arena, corsa. Natascia Spinello al servizio, la capitana bianco-nera. Servizio su De Val, Bortoli. Attacca Galbero. Ma Galbero! Niente da fare perché ha la Boninsegna che difende sì, ma la spara sul tetto. C'è un cambio, entra Greta Job.
per la capitana De Val. Allora, Gratta Job, la carica di Magazza, la Laborto del servizio. Battuto, riceve Formaggio, Spinello, Di Gonzelli, out, la palla non tocca nessuno. 12-10. Allora la Rotoblat adesso è sul 12-10. Ancora Lalla Bortoli al servizio. Oddio. Pronta Bortoli, servizio, forse ha toccato la linea di questo avviso l'arbitro. Tagli, Magazza, giudice, e il 2 sulla palla, sempre molto pericoloso. Attacca Pegoraro, non ci arriva. Bortoli. 11-10, punto di Martina Pegoraro. Allora il servizio per Vicenza Portardi. Attacca Galvero, basta l'attacco di Galvero. 13-11. Emma Galvero, servizio su Formaggio, Spinello. Forse Murat, buon impegno, però la palla è nella metà campo bianco-rosso. Attacca Galvero, ma viene difesa da Spinello. Attenzione, palla out, non c'è il tocco di Di Gonzelli. Più 3 Rotoblat, 14. Emma Galvero al servizio. C'è il time out però. Sì, time out. Sponsor. Punto numero 4. Scusate, ero ancora in clima. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Punto, siamo 14-11 a favore della Rotoblat. Emma Galvero al servizio. Battuto. Costagli. Spinello. Di Gonzelli. Magazza! 1. Dodici, 15-11, scusate, Emma Galvero al servizio. Battuto. E in campo! 16-11. Quindi 16-11, Emma Galvero ancora al servizio. Spinello, free ball, Job, Bortoli, Francesca Magazza, pallonetto, c'è la difesa di Boninsegna, però Di Gonzelli concede una free ball. Bortoli, Magazza, Formaggio, Di Gonzelli ancora in free ball. Se la chiamano e se la prendono, attenzione Magazza, palla in campo, è andata bene, è andata bene. 17-11. Ancora time out, sponsor.
non sento il fischio. Infatti non è come Parlattini che lui aspetta che gli arriva la palla e fa così. Lui aspetta proprio che è di pronta. Di nuovo in diretta, Arena Biancorossa di Volano, 17-11 a favore del Volano Volley nel corso del secondo set. Allora, 17-11. Pronta Calbero. Costagli. Pinello. Boni insegna. Ripeto giudice. Bortoli. Ma Gazza però non può nulla questa volta. Taglia muro 0. La palla è out. 18-11. Vabbè dai, giustamente anche noi le chiamiamo out, no? 18-11. Non tutto. Galbero ancora lei al servizio, 18-11. Servizio. L'ausilio del net. 19-11. Pronta Galbero al servizio, 19-11. Tagli. Spinello. Attacca Boninsegna, questa volta l'attacco passa però una. Passate in mezzo al muro, 19-12. Al servizio adesso c'è Pegoraro. Pronta Pegoraro. Va tutto. Forse andava out, però Galbero non si è fidata. Magazza! Francesca Magazza! A piena potenza. Pronta De Val a rientrare proprio per Jessica De Val. Sì, Jessica De Val entra per Jessica De Val, va bene. Volevo dire, scusate, Jessica De Val entra per Greta Job. E va al servizio proprio la nostra capitana, The Wall. Deve formare Spinello. Con l'integna murata da Campagnolo. Ventura 11. Jessica De Val ancora lei al servizio. Va tutto. Riceve Formaggio. Spinello. Palla lunga, non ci può arrivare. 22-12. 22-12. Ancora De Val al servizio. Pronto De Val. Costagli. Spinello. Attacca di Gonzelli. Murata. Forse il quarto tocco che c'era. Bortoli. Galbero. Agazza, non ci può arrivare. Tredici a 22. Andrea. Sì. Quindi si può. Quindi si può. Si può anche fare più di 4. Il quarto tocco. Valeria Bauce pronta al servizio. a 13. Allora, pronta Bauce. Tutto riceve giudice. Bottoli. Maga. Petrucciello. C'era l'invasione, però il punto arrivava allo stesso. 23 a 13 per Lotta Petrucciello. Valea al servizio. Allora siamo sul 23 a 13. Carlotta battuto. Un'insegna Bauce di Lero Natasciolli. Si iscrive al taccuino l'ex di turno Blerona Tasciolli.
tra le file del bianco-rosso Volano Volley della stagione 21-22. Allora 14-23 adesso, quindi sono cambiati sono cambiati lo schiacciatore e il che sberla di Bauce di Boninsiglio, scusate. Invasione di invasione di Carlotta Petruziello, se ho visto bene. 15-23. Bortoli, Campagnolo, vabbè, comunque punto 15 per Vicenza, che accorcia un po' le distanze. Servizio battuto su Galbero. Bortoli, Campagnolo, viene murata da Costagli. Adesso arriverà il time out di Luca Parlattini, che lo vedo già pronto. Eccolo qua, sponsor. Nuova in diretta, Arena Biancorossa di Volano. Siamo sul 23-16 a favore di Volano. Ovviamente Vicenza ha costruito un piccolo break, ovviamente, per cercare di rientrare in partita, visto che al momento non ci può arrivare la difesa biancorossa. 17-23. Guadagna un altro punto Vicenza. Andiamo ancora. Buon impegno stavolta Galbero. Bortoli, Magatta, difende Formaggio. Ci sono senza Magatta, tutta la loro chiamata Bauce e Costagli. Punto, direi molto regalato questo, però tutto fa brodo, come si dice. 17-24. Allora palla set per la Rotblast. Magatta impegna in rete, il suo prima palla set annullata. Allora 18-24. Andega Okomo, ora il servizio. Battuto, forse era out. Bortoli, Campagnolo, out. 19 adesso i punti. Servizio quasi vincente, però c'è la free ball. Tasciolli, vero, Giudice, miracolo di Giudice che la tiene in campo. Tasciolli ancora, forse era out. Magatta l'ha deviata, peccato. Giudice aveva fatto un miracolo, peccato. Ancora al servizio Vicenza, che ha preso un altro punto. Battuto Galbero, difeso Boninsegna. Bauce, poi Murata, Boninsegna, e si chiude qua 25-20. Allora direi che adesso ci prendiamo una piccola pausa e torniamo per l'inizio del terzo set.
Nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, 1 pari all'inizio del terzo set. Benedetta Campagnolo al servizio. Servizio out, il primo servizio a favore di Vicenza. Allora i punti di squadra. Allora un punto per Deval, 9 Galbero, 5 Campagnolo, 6 Magazza, 4 Petruziello, 1 Lalla Bortoli. 26 punti di squadra e 16 su errori di Vicenza. Servizio di Costagli. Bortoli, Galbero con l'audio del muro. Formaggio in difficoltà. Spinello in free ball. Bortoli. Deval 2-1 pari. Allora i punti di Vicenza invece 9 per Costagli e Boninsegna, 2 per Aten Okomo, 2 per Tasciolli, 8 di Gonzelli, 5 Pegoraro. 35 punti di squadra, 10 su errore dalla Rotoblat. Sicuramente sul piano del gioco la Rotoblas è rientrata un po' in partita, però quei blackout nella parte finale possono essere un po' allarmanti. Speriamo di no. Spinello di Gonzelli, Muratta, giudice Bortoli, Carli, Mani, out. 2-1 Rotoblas. L'attacco è stato murato, però c'è un'altra possibilità Vicenza che sfrutta. Boninsegna che fa toccare l'asta a... fa toccare l'asta. Pronta Pegoraro. Galbero 8. 3-2. C'è l'invasione di Vicenza, sì. 3 pari quindi. Tutto Pinello. Formaggio. Boninsegna. Difende Magazza. Che va anche ad attaccare. All'attacco è out di Magazza. Ragazzi, voi non lo vedete in diretta, ma io ho visto lo sguardo di Magazza che aveva una rabbia negli occhi veramente da fulminare chiunque era presente qua all'Arena Biancorossa. Allora 4-3 di Gonzelli sul giudice Bortoli. Carli, mani out di Carli. Servizio sul formaggio, Spinello, attacco Cono, attacco è in campo. Attacco in campo, ovviamente 5-4. Boninsegna out. Carlotta Petruziello al servizio. Servizio battuto sempre sul formaggio.
Costagli. Quindi 6-5. Melissa, Angelo. Pronta Okomo, scusate. Magazza. Mani. Francesca. La palla si spegne in rete. Quindi 7-6. Natascia Spinello, la capitana, al servizio. Battuto. Natascia Spinello qui davvero. Bortoli. Campagnolo. Benedetta Campagnolo. Rientra Jessica De Mai al centro dell'attacco biancorosso. Con Benedetta Campagnolo al servizio. Servizio su Boninsegna, scusate. Attenzione. Di Gonzelli in free ball. De Val. Bortoli. Albero Murata. C'è la difesa di Magazza. Bortoli subito fuori. Spinello. Formaggio. Ostagli. Ha difeso Bortoli. Campagnoli in bagger alza per Petruzziello. Lotta. Proteste di Cavallaro. Non ho capito per cosa. E infatti ho detto per... No, non lo so, ha detto... Non lo so, no, infatti ho detto... Io penso forse più una pestata perché avete toccato qualcuno. Benedetta Campagnolo, 8-7 per la Rotoblas. Servizio out. 8 pari di nuovo. Pallonetto di Galbero, è vincente Galbero. Servizio di Lala Bortoli su Costagli. Di Gonzelli attacca De Val. Carli, Muratta, Pegoraro, Mura. Allora, 9 pari, quindi continua l'equilibrio qui all'arena biancorossa. E c'è l'ace di... Quindi vantaggio Vicenza. Pronta di nuovo Pegoraro al servizio sul punteggio di 9-10 a favore di Vicenza. Battuto. Stavolta giudice mette una pezza. Carlotta, forse. Oh, Bortoli. Galbero ci prova comunque. Di Gonzelli. Tacco che non c'è. Tacco non c'è. Quindi 10 pari. Servizio in rete, quindi di nuovo vantaggio per la
Formazione allenata da Mariella Cavallaro. Lidia Di Gonzelli al servizio. Servizio su Magazza, Bortoli. Carli passa l'attacco, ma Spinello si impegna, ma non è bastato. Di nuovo Jessica De Valle al servizio. E tanto 11 pari. Vediamo De Valle. Servizio battuto. Forse andava out, ma Portagli la prende. Attacca Boni, insegna col tocco che c'è. Giusto, giusto. La chiama anche Carli, che ammette il tocco. 12-11. Allora, punteggio ancora un punto, parità, un punto, parità. Vediamo se con Boninsegna adesso. Battuto in rete, continua la serie, parità di nuovo. 12 pari, la blotta Petruziello. Ricevuto Boninsegna. Attacca Costagli in mezzo al muro, però c'è la difesa di Galbero. Bortoli, una gatta murata. Ancora Galbero a evitare guai. Carli in rete il suo attacco. Parità e vantaggio di nuovo per Vicenza. Allora, Andeng Okomo al servizio. Battuto out. Battezzata out da Galbero, ha fatto bene a togliersi. Parità di nuovo. Francesca Magazza. Servizio Magazza in rete. 14-13. Natascia Spinello al servizio. Battuto a pallonetto di Galbero, un attimino in controtempo. Magazza attacca. Difeso Formaggio anche con lo svio del muro. Costagli, deviata. Magazza ci ha messo una pezza. Galbero! Ma Galbero. Ricevuto Formaggio, attacca Di Gonzelli, out, tocco non c'è, vantaggio Rotoblast, pronta Blerona Tasciola a entrare, probabilmente per Di Gonzelli, infatti così, entra Blerona Tasciolli. Prova a sfondare la difesa Costagli, ma non ci riesce. Quindi ci prova Galbero col pallonetto. Forse neanche qua. Galbero tocca l'asta e punto è nostro lo stesso. De Val va a protestare, però vabbè, ascolta, due volte era giù, ma 2 volte il punto l'abbiamo preso lo stesso. Comunque, quindi dai. Sì, ma solo che dopo quello che è successo nelle ultime partite mi dicono
non riscaldarmi troppo. Carlotta, free ball. E passa l'attacco. C'era anche l'invasione di Deval. Comunque il punto sarebbe comunque arrivato. 15-16. Allora, devo dire che forse due palle che hanno toccato per terra negli ultimi due set erano nette. Però alla fine i punti, nonostante tutto, sono arrivati comunque da parte nostra. Quindi può anche stare un po' tranquilli. Parità. Blerona, Tascioli, Mura, Emma Galbero. La zampata dell'ex qua, che alza il muro. Pronta ancora Costagli al servizio. C'è Galbero. Portoli, lato Galbero. Galbero! Nulla da fare per Formaggio. Una bomba era questa. Allora al servizio per la Rotoblast c'è Lala Bortoli. Battuto. Riceve Formaggio, forte lunga, free ball. Bortoli. Vero. Spinello ci mette una pezza dall'alto di Blerona. Passa il muro, però c'è Francesca Magazza che ha evitato guai. Carli ha difeso Costagli. Oh, Galbero. Bortoli. Il centro Magazza. Francesca Magazza. 18-16. Ancora la Bortoli. Riceve Costagli. Lerona. Lerona, bella bomba. Nulla da fare per Magazza che difende sì, ma la alza sul tetto. E quindi il punto è di Vicenza. Martina Pegoraro al servizio. Di Pegoraro riceve Giudice. Toni, Carlotta Petrucchiello. Carli 19-17. Inizio di Galbero su Costagli. Spinello. Dato Boninsegna, palla in campo di Boninsegna. 18-19. Lerona Tasciolli al servizio. 19-18. Battu. Out. 20° punto per la Rotoblast. Allora siamo 20-18. Jessica De Val, la nostra capitana al servizio. Tutto forse andava out. Spinello. Insegna De Val. Ha evitato i guai. Carli. Ancora Formaggio. Blerone in rete. Blerone in rete. Allora, time out per Vicenza, sponsor. Esatto, allora è campo da beach quasi. Anzi, da green volley, però su la pavimentazione. Siamo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Siamo 21-18 nel corso del terzo set.
va al servizio. Riceve Formaggio, Spinello, lato Chiara, Boninsegna. Buon attacco di Boninsegna. 21-19. Chiara Boninsegna al servizio. Non sai com'è fatto però, Un set lo guardo, il secondo set 3, ma il terzo si va a nascondere. Servizio battuto. Magatta aveva difeso e ha ricevuto, scusate. Stagni, non ci può arrivare il giudice. Punto numero 20 per Vicenza. Time out per Luca Parlatini, sponsor. Però anche un gruppo di nuovo in diretta. Allora, riassottigliate le distanze 21-20. Chiara Boninsegna al servizio sul punteggio di 21-20, sempre a favore di Volano nel corso del terzo set. Pronta Boninsegna al servizio, battuto. Colonzigno del net, ha ricevuto Galbero. Magatta, Formaggio miracolosa. Spinello ha provato a metterla dall'altra parte ma non c'è riuscita. Ci prova Carli Murata. Magatta, 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 Francesca Magatta, pronto un cambio. Allora, vediamo lato Vicenza. Allora è entrata Sofia Roviario ed è uscita Melissa Silvia Ardenga Ucomo. Dal lato Volano invece Carlotta Petrusiello lascia il posto a Chiara Cesenna che va al servizio. Qua tutti fanno i cambi subito. Voglio lasciare il campo qua. Allora 22-20. Cesenna ha ricevuto Formaggio, forse lunga. Gatta subito dall'altra parte per non prendere rischi. Tagli, non si leva Galbero. Non è riuscito a togliersi in tempo Emma Galbero. Quindi punto numero 21 per la formazione allenata da Mariella Cavallaro, che si riporta a una lunghezza di distanza. Pronta Silvia Roviaro che batte. Out, servizio di Silvia Roviario. 23-21. Allora Francesca Magatta lascia il posto a Eugenia Ottino. Allora va Eugenia al servizio. 23-21. Ottino, servizio, bello servizio a filo di linea. Out al tocco che non c'è il tocco. 24-21, ma c'è un altro time out. Sponsor. Infatti no, infatti se no Alan gliel'avrebbe detto. Una bambina. Allora c'è il set ball, vediamolo il servizio con Eugenio Ottino battuto.
Bello anche questo servizio. Pecoraro però in controtempo. Ottino Murata. Di piede Ottino. La salvata. Galbero. Forse l'invasione. Invasione. 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 Era invasione. Ma l'arbitro, punto per Vicenza, 24-22. Spinello, Galbero, Bortoli, Campagnolo, Murata, 23-24. E adesso speriamo che non succeda quello che temo. 23-24. Ne ha due tempi, mi sembra. Doveva averne due, Luca. Servizio di Spinello a pallonetto. Bortoli, Galbero. Tocco che non c'è. Mangiato tutto il vantaggio, 24 pari. Rientra Carlotta Petruziello per Sesenna. Allora 24 pari. Abbiamo mangiato tutto il vantaggio con questa sequenza di time out. Ancora Spinello al servizio. Galbero. Forse lunga. E c'è l'invasione di... Ecco. Vabbè. 25-24 per Vicenza. Vabbè. Allora chiamata... viene chiamata la Carlotta. Carlotta, ammunizione. Richiamo per Carlotta. Vabbè, 25-24. Allora c'è il set ball adesso per Vicenza, che dall'oggi al domani si è trovata a essere spacciata, a essere clamorosamente in vantaggio. Bortoli, Galbero, ripeto giudice, Tasciolli, Bortoli, Galbero, Murata, con Tasciolli, va bene, è andata così purtroppo, non voglio dire nulla perché purtroppo ho già avuto uno strike, quindi allora 26-24, vantaggio di Vicenza, sponsor, torniamo con il quarto set. Vabbè, ci hanno regalato.
Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Bolano. 2-1 il punteggio nel corso del quarto set. Allora, voglio dirlo subito che così la monchiamo. Allora, Fabrizio Stava mi ha ceduto il ruolo di regista a Silvia Briani per fargli fare per fargli provare l'ebbrezza della regia. Galbero, primo punto. Grazie alla rete. Grazie a Emma Galbero, il primo punto del quarto set della Rotoplas. Servizio battuto, Spinello, Costagli. Primo punto anche per la formazione vicentina. Allora, c'è lei su 2-1. Mamma mia. Contaccare Magatta per la difesa di Costagli. Tra Sciolli, Murata, Spinello, provato Boninsegna, Galbero, Spinello, Boninsegna, Murata, Costagli, Sciolli, free ball, De Val, Toni, Carli, out. 3-1 quindi. Attenzione, 3-1 intanto il punteggio. Carli alza in free ball. E il muro di De Val. 2-3. Magalbero al servizio. 3-2. Tagli a Sciolli. Dipende. Bortoli, giudice. Lì. Ormai un altro miracolo. Carli. Bortoli. Provato Magata, è stata Murata. Carli. 3 pari. Allora siamo 3 pari. Allora vuol dire che mi muterà sempre, allora non posso dire nulla. Magazza. Formaggio. Sciolli pallonetto, difende Galbero. Bortoli. Francesca Magazza. Poco che c'è. 4-3, vantaggio Rotblast. Allora, i punti di squadra nel corso del terzo set. 2 De Val, 13 Galbero, 6 Campagnolo, 9 Magazza, 9 Petruzziello, 1 Lalla Bortoli. 40 punti di squadra, 26 su errore di Vicenza. Lato Vicenza, 13 per Boninsegna e Costagli, 3 Adenc Ocomo, 5 Tasciolli, 8 Di Gonzelli, 9 Pegoraro. 51 punti di squadra e qui 20 su errore di Pegoraro, palla patta, 4 pari. Ah no, 5-3, scusate. Non so perché ho detto la palla passa. La palla non è passata. Boiata, clamorosa. 5-3. Emma Galbero al servizio.
Calvero in out. 5 pari. Martina Tegolato. Anzi, non so cosa ho visto. Vabbè, sono ancora sotto shock per la perdita del terzo set. Ma sono ancora sotto shock per il set perso. Carli 6-4. Ora 6-4. Mi sento sotto pressione. Già ero sotto shock per la perdita del set, adesso mi sento ancora più sotto pressione, ancora di più. Allora, Jessica De Valla, nota capitale al servizio. Costagli. Adeng. Okomo. 5-6. Attacco al centro. Ha dato i suoi frutti. Allora, al servizio. Adesso. Lerona Tasciolli. Per Vicenza. Servizio. Giudice. Bortoli. Carli. 7-5. Servizio su Costagli. Pallonetto buon insegno, però c'è la difesa di Magazza. Al centro Calvero. Ha difeso Formaggio. Carlotta ha difeso. Li attacca ma in rete. 6-7 per Vicenza. Attacca Magazza. Francesca. Allora 8-6 Francesca Magazza. Bravo, se qualche all'inizio sono andati anche su Facebook. Dopotutto anche la parte social media è in mano a me, cara Silvia. Allora 7-8. Allora 7-8. Inizio out. Pronta e Andengo con Calvero. 9-7 allora. Benedetta Campagnolo. Servizio su Boninsegno. Tagli. Difesa Magazza. Calvero! Time out, andiamo con gli sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Siamo 10-7 a favore della Rotoblat nel corso del quarto set. Vi ricordo che il primo set è concluso 17-25 a favore di Vicenza.
Il secondo 25-20 a favore di Volano, il secondo 24-26 a favore di Vicenza, quindi il momento 2-1 per Vicenza. Set decisivo per il Volano per evitare una sconfitta. Devo fare anche la guardia. Servizio di Spinello, Bortoli, al centro Magatta. Bortoli, Galvero, Murata, giudice, mette una pezza. Magatta in rete. Ma scusate, le invasioni sotto rete come funzionano? Ho visto che Bellerone è andata oltre con tutto il braccio. No, ma infatti, ma no, qua non è una protesta, era una domanda di come funzionano bene le invasioni sotto. Dove c'è il punto di Jessica De Val. Quindi 11-9. Se non dirlo a me, tra umili e tutto io. Lalla Bortoli nel servizio. Tutto. Fascioli. 11-10. Ok, allora il servizio Costagli che però lo spara out. 12-10. 24-25. Galvero e vabbè, va via Alan e succede qualcosa, va via Fabrizio, succede qualcosa, è arrivato a succede comunque qualcosa. Telecronaca sobre, mai per me. Galvero, servizio. Passa l'attacco di Boninsegna. 11-13. Allora, al servizio Martina Pegoraro per Vicenza. Battuto Bortoli. Carli 14-11. Carlotta Petriziello. Non è. Ti dico qualcos'altro di brutto, sai di chi è la colpa adesso, no? C'è Silvia, perché c'è Silvia qua che deve fare battuto. Contagli, Spinello, Sciolli, difeso Petriziello, Bortoli, centro Galvero, difeso Costagli, Spinello, lato, Boninsegna, palla in rete, 15-11. Jessica De Val al servizio. De Val, Formaggio, Spinello, subito Murata, Campagnolo 16-11. Time out, sponsor.
avevo premuto una volta. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. 16-11 punteggio nel corso del quarto set. Solito out di Deval. 12-16. Pronta Lerona, però entra Valeria Bauce per Lerona Tasciolli, mentre per Lidia Di Gonzelli esce Natascia Spinello. Chi l'ha visto? Ecco, Botti. Immaginavo. Per lo starting six mi servivano, perché sennò Bene in rete Bauto. E quando c'è lo starting six in questo caso, perché l'ho presentato io, la L e la C mi aiutano per la X è chi gioca, C capitano e il numero. Perché ad esempio io sono soffiato per ultima. Di Gonzelli. Chi se ne fregata. Campagnolo murata da Di Gonzelli. 13-17. Allora 17-13. Chiara Boninsegna al servizio per Boninsegna al servizio. Fa tutto. Giudice Bortoli. Magazza. Out. Magazza si è fatta male. Forse un crampo. Forse un semplice crampo. Sta provando a stirare. Intanto chiama il time out Luca Parlatini. Allora c'è il time out. Dovrebbe forse essere uno strappo. Stiamo a vedere. 14-17. Vediamo se è un semplice crampo. Penso che sia un crampo comunque, perché ho visto che ha provato subito a provare a tirarsi la gamba, però direi. Allora non abbiamo mandato gli sponsor per tenere d'occhio questa situazione, però Magazza allora 17-14 rientreranno le squadre in campo. Francesca Magazza si è ripresa, un semplice crampo per lei. Servito su un Campagnolo, Bortoli. Riprova Magazza subito il pallonetto. Auden. Bortoli, centro Calvero. Palla in campo. Col tocco anche, col tocco. 18-14. Pronta Eugenio Ottino per Francesca Magazza. Vuole provare, non vuole prendersi il servizio. Ottino, non vede il servizio. 18-15. Inizia Silvia Andeg Okomo al servizio. Servizio quasi vincente. Calvero col tocco che c'è. Allora attenzione. Allora
19 a 15. 19 a 15. Allora, a posto. Allora, ragazzi, è ora che io lascio la telecronaca. Troppo servizio di Campagnolo. Bauce di Gonzelli. Out. 20 a 15. 20 a 15. Benedetta Campagnolo il servizio. Out. 20 a 16. Pronto dei cambi. Allora rientra Natascia Spinello per Lidia Di Gonzelli. E rientra Blerona Tascioli per Valeria Bauce. 20 a 16. Natascia Spinello. Servizio in rete di Spinello. 21 a 16. Dalla Bortoli il servizio. Opla. Tascioli attacca. Ottino, porterà out. Bortoli. L'invasione di Lala Bortoli. No, portata fisca. No, portata. 21 a 17. Anche a me sembrava invasione, però ho visto il gesto dell'arbitro. Out, servizio di Costagli. 22 a 17. 22 a 17. Dalla Galbero, scusate, al servizio. Buon insegna Murata. Spinello, ancora buon insegna Murata. Pasciolli. Difende Galbero. Bortoli. Carli! Carlotta Petruziello, 23 a 17. Io lo faccio il quinto tempo. Galbero al servizio. È partita una tromba davanti al microfono. Galbero in rete, 18 a 23. Allora è uscita Andengo Como ed è entrata Silvia Roviaro al servizio. Martina Pegoraro. Va tutto. De Val riceve Bortoli. Carli. Murata. Va proprio la neoentrata Roviaro. Sì, uno ancora. 19 a 23. Pegoraro, ancora lei al servizio. Galbero. Bortoli. Uttino, Murata. Galbero. Ancora Uttino. Stavolta difende Pegoraro. Attacca Buoninsegna. Bortoli. Galbero, Pegoraro. L'oddio del muro. Spinello. Buoninsegna. Oh la 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 la. Galbero. Giudice il free ball. Attacca subito. Roviaro. Entrata bene in sto set. 21 a 23. Luca chiamerà adesso il time out. Eccolo qua. Andiamo con gli sponsor.
Non lo dico più nulla. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Bolano 23 a 20 il punteggio. Non 21. Minuto 4. Pegoraro su Galbero, Bortoli, Carli, Murata da Ottino, ci mette una pesta, prova Ottino a attaccare, Murata 21-23. Pegoraro al servizio, battuto Bortoli, Ottino, Eugenio Ottino 24-21. Palla set per la Rotoblas per portarla almeno al quinto set. De Val il servizio tutto. Bonin e asta! 21! Andiamo al tie break. Allora andiamo con adesso ci vediamo una pausa e torniamo per il quinto e ultimo set che sarà incandescente.
E allora, come nella partita di andata, la partita di oggi sarà ancora una volta decisa al tie break. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Quinto e ultimo set. Quinto e ultimo set di questa 21esima giornata. Comunque andrà con Ostiano che ha vinto 3-1. Ormai sembra ormai certezza. Ma era 18-11 fino a 3 minuti fa. Allora sicuramente con Ostiano che avrà fatto sicuramente i 3 punti, che me lo conferma anche il direttore sportivo. Sicuramente una tra Volano e Vicenza perderà un punto da Ostiano che avrà 4 punti di vantaggio sulla vincitrice e 5 sulla sconfitta. Allora 1-0 a favore di Vicenza, primo punto per la formazione vicentina. Allora i punti di squadra, cominciando da quelli di Volano: 3 per De Val, 1 Ottino, 19 Galbero, 7 Campagnolo, 11 Magazza, 15 Petruziello, 1 Lala Bortoli. 57 punti di squadra e ben 34 su errore di Vicenza. Uno pari lato Vicenza invece, 14 punti Boninsegna, 15 Costagli, 4 Andengo Como, 7 Tasciolli, 2 Roviaro, 9 Di Gonzelli, 9 Pegoraro. 60 punti di squadra e anche noi non scherziamo, 32 nostri errori. Partita funestata da tanti errori da due le parti, ovviamente. Non come avete visto dai punti che vi ho appena letto. Allora 2-1 il punteggio col money out di Vicenza. Al servizio Chiara Costagli, 2-1 il punteggio. Siamo nel quinto ultimo set. Magazza che è rientrata in campo dopo aver preso le cure dopo il crampo. Ho avuto muro di Magazza! Due pari. No, Magazza direi. Sì. Magazza. Hai buttato troppo per non essere punto suo. Carli, va tutto. Palla in campo. Vabbè. Servizio su Magazza e comincia la partita. Carli. Vabbè. 4-2. Time out Luca Parlatini. Andiamo con gli sponsor perché è meglio così. Allora la palla era clamorosamente in campo. Ci stanno anche le proteste ovviamente, però certo se Vicenza la vincesse in maniera così sarebbe veramente brutto per noi ovviamente. Di nuovo in diretta Arena Biancorossa di Volano, 4-2 per Vicenza che sbaglia in rete. Pegoraro in rete, 3-4. Io chiedo comunque alle persone che mi sono qua ai miei fianchi di non protestare troppo, di non darmi troppa carica, se no dico delle cavolate, che ne ho già dette troppe nel corso della mia carriera.
5-3, pallonetto vincente di Boninsegna. Allora Boninsegna 3, 5-3. Va tutto. Boninsegna. Siamo 6-3. Attenzione. Allora 3-6. Attenzione, Galbero. È stato allontanato Michele Galbero, direttore sportivo Simone Tosi, che prende il suo posto come segnapunti. Però siamo arrivati al ridicolo qua in questa partita. Allora 3-6, però anche qua un'invasione netta, però vabbè, non mi esprimo più perché le ultime volte ho detto davvero brutte parole e non voglio rischiare l'allontanamento. Allora Vicenza adesso è su 3-6, non c'è il permesso di Pasquale. Un inferno adesso l'Arena Biancorossa, 4-6 il punteggio. Servizio di Campagnolo. Boninsegna, difeso Campagnolo, Bortoli subito dall'altra parte, non troppo lunga. Ragazza ci ha messo una pezza, però c'è ancora una possibilità per Vicenza. Bortoli, Galbero, forse out. Quinto punto Rotblast. Quinto punto. Allora, quinto punto per Volano. Campagnolo al servizio. Ancora Campagnolo. Bortoli. Galbero. Galbero. A fare il campo. Sei pari. C'è il time out. Andiamo. Poi non si può parlare, guarda, perché tanto, guarda, totalmente carico, mi devo scaricare perché sono qui veramente, arrivo dopo troppo carico. Allora, dopo un 3-6 abbiamo rimontato, adesso siamo 6 pari. Mamma mia, però adesso, mamma mia ragazzi, è veramente, non mi viene l'infarto stasera, non mi viene più. Allora rientrano le squadre in campo, 6 pari il punteggio. Pronta Campagnolo al servizio. Campagnolo, battuto. Tagli. Roviaro, out. Vabbè. Va bene così. 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 Va bene così.
Mamma. Va bene così. Va bene così, va bene così. Va bene così. 7-6. Va bene così. Allora 7-6. Mamma mia. Bortoli. Galvero. Formaggio. Boni insegna. Magazza. Bortoli. Galvero. Murata. Magazza ancora. Galvero. Boni insegna. Lala Bortoli. Giudice. Galvero ancora. Galvero! 7 pari. La Bortoli al servizio. Bortoli. Dai ragazze, forza! 8-7. C'è il cambio di campo. Siamo 8-7. Allora, oddio santissimo, scusate. Alla Bortoli. Servizio appunto. Servizio è vincente di... l'attacco, scusate, vincente di Costagli. 8 pari. Allora 8 pari adesso. Servizio out. Forza out. Eccola. 9-7, 9-8. Servizio di out. Stavolta 9 pari il nostro. Allora 9 pari. Galvero. Pinello. Costagli. 10° punto. Allora, chiesta la rotazione lato Vicenza. Valeria Bauce. No, scusate, Valeria Bauce ha passato la palla a Natascia Spinello, la capitana bianconera. Out. 10 pari. Val. Spinello. Pallonetto. Curate Allora 11-10. De Val al servizio. Out, Spinello.
Magazza Mura, però è giocabile. Free ball. De Valle. Bortoli. Carli Murata. 11 pari. Pronta Costagli. Magazza. Bortoli. Magazza attacca, ma c'è la difesa. Spinello. Allonetto. Bortoli. Giudice in bug. Ancora per Magazza che prova ad attaccare. Murata. Magazza. Bortoli. Ancora per Magazza. E basta Magazza! Basta Magazza! 12-11. Vuoi che lo faccia io? No, magari se hai bisogno che ti do più carica. Carlotta Petrucchiello ha lasciato il posto a Chiara Sesenna. Si prepara al servizio. Sesenna. Formaggio. Spinello. Non ci può arrivare Sesenna. 12 pari. Cortina Pecoraro al servizio. Albero. Bortoli. Magazza. Oh mamma mia. Che bomba di Magazza. Però non è bastato. Free ball. Bortoli. Ancora Magazza, pallonetto. Spinello. Pecoraro. Out. Out. Ora 13-12. Pronta Eugenio Ottino per Eugenio Ottino al servizio. 13-12. Fischia l'arbitro di Gaetano. Battuto. 13 pari. 13 pari. Allora Tasciolli in servizio. Pronto il doppio cambio. Leonora Tasciolli per Valeria Bauce e Lidia Di Gonzelli per Natascia Spinello. Pari. Time out Luca Parlatini. Sponsor. Siamo nel finale del quinto e ultimo set di questa partita, di nuovo in diretta. Una biancorosa di Volano, 13 pari il punteggio. Luca Parlatini ha usato i suoi due time out. Baucia al servizio. Bortoli. Galbero, episodio formaggio. Baucia. È out!
14-13. C'è time out per Mariella Cavallaro, sponsor. Allora, provo in diretta. Allora, adesso match ball per la Rotblast. Benedetta Campagnolo al servizio. Benedetta Campagnolo al servizio. Pauce Di Gonzelli. Passa l'attacco di Gonzelli. Di nuovo parità, si va ai vantaggi. Si va ai vantaggi, 14 pari. Oh mamma mia, 14 pari. Chiara Boninsegna al servizio. Boninsegna. Lì ha salvato Formaggio. Ancora Costagli. Ha difeso Alberto. Formaggio. Un altro miracolo. Galbero. Galbero! 15-14. Allora, Lalla Bortoli. Lalla Bortoli al servizio. Bortoli. Forse non ha. Forse ha. Albero. Salvata dal Pauce. Salvottino. Bortoli. Albero. Contro tutti! Contro tutti e tutti! Contro tutti e tutti! 16-14! Perché gli amici hanno tolta! Abbiamo vinto noi! Abbiamo vinto noi! Abbiamo vinto noi! Porca di quella puttola! Contro tutto e tutti! Ce l'abbiamo fatta! Forse però Galbero esaustissima. Chiedo scusa. Andiamo gli sponsor, per favore. Andiamo gli sponsor. Fammi parlare. Allora c'è ancora Emma Galbero che è ancora giù. Adesso è intervenuto il medico. Forse sarà la carica del momento. Allora adesso abbiamo tutte le persone davanti al che oscurano. Allora io direi che per precauzione, per evitare di vedere queste immagini, mandiamo ancora gli sponsor e torniamo tra poco. Allora, vediamo comunque che Carlotti gli sta tenendo una gamba alta. Sì, probabilmente mancanza di ossigeno. Sì, perché dopo tutto il punto finale, dopo una battaglia così,
deve averla stancata tanto, quindi ci può stare. Allora, facciamo un altro giro di sponsor e torniamo tra poco. Allora, intanto che rientriamo in diretta vi comunico che la partita si è conclusa per 16-14, però adesso c'è un momento in cui la nostra Emma Galbero ovviamente è stanca, è rimasta sdraiata a terra. Allora la situazione di classifica vede adesso Volano che recupera, che adesso torna da solo al terzo posto, un punto di vantaggio su Vicenza, e ovviamente la formazione allenata da Mariella Capallaro al momento scivola al quarto posto, e ovviamente a livello c'è ancora da capire le condizioni ovviamente di Emma Galbero, che resta comunque sdraiata con il medico, con il nostro coach che gli stanno continuando a stargli lì vicino. Adesso gli hanno anche tolto un attimo le gambe, però vedo che le ragazze sono tutte tutto sommato abbastanza tranquille, anzi sorridenti, quindi io direi che la parte di paura è andata via, ovviamente sarà ovviamente sdraiata. Allora io direi Fabrizio che visto che la situazione è tranquilla possiamo anche chiudere forse almeno al commento. Allora ringrazio Andrea Zeni, il nostro mago delle statistiche, Fabrizio Saba. Allora Emma Galbero si è rialzata, quindi paura passata. Allora, con queste immagini di sollievo ringraziamo tutti voi che ci avete seguito. Fabrizio Saba, cabina di regia, Alan Berloffa, responsabile streaming. Da Lorenzo Minacapelli è davvero tutto. L'appuntamento è mercoledì 17 alle ore 21 a San Donato di Piave contro la Cortina Express in Moco. A tutti voi l'auguro di una serena notte. Vedo in campo Marco Bosco, responsabile marketing di Volano Lei, con Riccardo Frisera del sito e Lei la strada.
prestazione di Emma